stassi. Ah, cae, non s'ha accurcato. Ah, un Tomasce. Ma se questa lingua, come non corrispondere? Ah, poi, pare che ci viene un picca qua in sta casa. Che tu già era scemo. Ora per Dio, ma cara lingua, una antica volete vivere che non cammina più. Tu signore a Dio, che sta cava, così ti insegna di parlare assai. Ma non sta per stare, che mi fa pena. Tanto non può rispondere. Poverazzo, ma non parla completamente. Certo, già era frascico. Frascico. Ma che significa frascico? Chi era già ammalato. Ma non potete che facciate. Era già mezzo battuto. E con un bello scanto che si pigliava. Scanto. Ah, non sapete che ci faceva un moglio a moglie di Don Vincenzo? E con un bello scanto che si pigliava ieri, non parlavo più. Ci faceva un moglio. Ci buttava i licci da signora Maria da cosa fina di duro bagliolo. A mia sta storia mi fa puzza di bruciare. Lo vedo cucciuto. Lo vedo cucciuto. Buongiorno, donna Tutta. Buongiorno, donna Sara. Buongiorno, signora China. Ma puzza non fare, basta sudare e recucciare. Mazza, ho visto per la disgrazia che mi capitò. Signora Edina, noi abbiamo per chi sto vennimo. Ma come fu? Accomodata. E che ne saggio? Ieri, da un momento all'altro, non parlavo più. Buono, signora Edina, non vi pigliate i collera, per favore. È buono, una cosa niente, ora ci passa tutte cose. Speravo. Ma a me non mi devo chiamare? Sì, lo chiamavo stamattina. Ma ancora non ci è venuto. Ma signora Amalia, seppi che è successo? No, con la vista chi da. Ma poi, perché la chi della guaita soresta? Ma quali guai? Non sapete che finivo tutte cose? Che Don Vincenzo prima fece succedere la fine del mondo e ora fece pace con sua moglie, cosa faccio? Antura, erano tobacconi e parivano due palometti innamorati. Ma cosa ti faccio? Manco tu scanto che mi fecero figliare. Ma un solo scanto, allora noi siamo due che può mandare pure un carabiniere. Noi ausi di chi ci dissimo che non sapevo niente vistimo e niente sentemmo. Facci un po'. Va bene signora Itina, noi ora andiamo, buona giornata. State buona per favore, andiamo uniti donna Sara. Arrivederci. E non si preoccupasse che ora ci passano tutte cose. Una cosa niente. Arrivederci. Sì, ma tua mammuzza come ti senti? Non ti senti buona, ma è vero? No, non ti senti buona. Aidina, Oh, io me ne sto chiedendo per dire a pagare tutte queste carte, Carina. Si senti? No, Giovanna, che ne sai? C'è una ricca di pasta casassa? ma te che fai? Lanciamo. No. Senti, oggi facciamo pasta con spezie e mutige. Avanti, va. Sincerità, va preparare. Vabbè, ti faccio vedere. Avanti. Oh, e tu manco mi saluti, eh? Oh, ma tu scudassi che tuo vicino non può parlare, ma com'è che l'hai sempre guido? Sempre guido là, sai? E tu era babbo. Ma lei è babbo tu. Come sì, oh mamma? Come ti senti? Salva? Vuoi salva? Ti vuoi mangiare? E che mangi dire? Qui è ora. Oh, piccolo, frasissimo. No, sto bene,
dare a una l'obitorio. Che suscitato magari molto tutto. Ma quando mai? Quale morte? Un guardiani il l'obitorio. Peccato, dottore, peccato. Forza, sfogliatevi, amalata siete voi. No, dottore, io incontro solo debolezza, dottore, sì. Ah, po', veramente. Io ho una sciabica che mi piglia tutta la gamba. Ma in questo momento, dottore, un malato vero, un malato grave, io ho piccerino. Cagliere di buono e buono, non farà un più, dottore, mi sei dato, dottore. Sì, di buono, stiamo tu fa parlare la mia. Dottore, ti spiego io ora. Lei va a sapere che Aidu non è il nostro figlio, ma è un figlio sciaccato di sua sorella. E sentite, don, com'è che vi chiamate voi? Io, Don Giovanni. Don Giovanni, lasciate di visitare l'ammalato. Queste sono cose che non interessano alla Chiesa. Non mi interessa una mia. Lei può pensare, ma come che Don Giovanni ha un figlio babbo? Quello non è il nostro figlio. Io ho un figlio, l'ho partorito 10 minuti fa. Ma non dite sciocchezze! Avanti ragazzo, vieni qua, forza! Forza sciaccato, vieni qua, senti con tutto il sciaccato. Vieni qua. Avanti, Sei qua, forza. non ti scattare. Fai un bravo, avanti, sentiti. Apri la bocca così vediamo la gola. L'avete purgato? No, dottore, non ce n'è bisogno. Da sta casa non nave imbarazzi stomaco. Ma dottore, io volevo dire, un Caruso. E non è che parlava di qua, parlava di qua. Va bene. Dai, sentiamo il bronchio. Il ragazzo ancora respira. Dottore, se si vuole portare un obitorio per compagnia. Oh, ma qua c'è acqua, non finire mai. Presto, provvediamo subito, dottore, aspettassi. Ecco fatto. Ecco, dai, respiro forte, dici 33. 33. Ma non si capisce niente. Dottore, ma come ce lo fa spiegare? Non è libro, non parla. Si vuole senza ciccio di no? Sì, non diamo i numeri. Avanti, dai qualche colpo di tosse. Qua il vicino è una picca scarburato, ha una turbomarmitite cronica acuta, deve assolutamente smettere di fumare. Ma se ne avevo fumato mai? Che cazzo, mi avrebbe fatto tanto bene, smettere. Ma vi sono fumato. Beh, adesso vediamo i riflessi per controllare se il vago e il simpatico sono. E vieni qua ragazzo, vieni qua, vieni. Ma dico, è solamente muto o ha perduto anche l'udito? L'udito? No, io ti danno tutti, dottori. Ci manca qualche... Vieni qua, forza. Ecco, senti. Vieni qua. Senti. Avanti. Stai fermo, eh? Oh, dottore, non subiamo forte, un Caruso è già toccato. Ho capito tutto! È un trauma epilettico del parasimpatico, una anaparaglotide demoranda confusa, Un bicchiere. un trauma del sistema nervoso, e i soggetti epilettici come lui sono particolarmente predisposti a questo genere di manifestazioni di infantilismo. Adesso il ragazzo è tornato allo stato in cui si trovava nell'epoca in cui non aveva ancora appreso l'uso della parola. Bisognerà rieducarlo partendo dai primi elementi, piano, con un po' di pazienza. Certo, è una cosa lunga, ci vorrà tempo. 2-3 ore al giorno, dandogli l'imbeccata delle parole più
ma. Cicci. Esattamente. Come se fosse una cosa da piccinino. Già, ci vuole tanta pazienza, a meno che non si verifichi il caso rarissimo, eppur possibile, che una forte emozione mi faccia riacquistare di colpo la parola, così come di colpo l'ha perduta, e se no, con tanta pazienza, 2-3 ore al giorno, e può darsi, che nel giro di un paio di anni possa riacquistare la favella. Già, adesso mi prescrivo un calmante per i nervi, che hai al corpo dove basti. Come disse il dottore, dopo i pasti. Dottore, ce ne prescrivesse uno che si piglia a digiuno, perché ci fa più effetto. Aidina, saluto il dottore. Tante grazie, dottore, tante grazie. Grazie a voi e mi raccomando, agitate bene la bottiglia prima di dargliela. Buongiorno. Arrivederci, dottore. Arrivederci. Dottore, arrivederci, dottore. Arrivederci, e se cattasse tante medicine. Senti una cosa, Giovanna, guarda che faccio, io vai subito alla farmacia, ci dici questi medicinali, vediamo se ci fanno effetto a sto caso. Ma fai presto perché io riesco a copiare il segato. Sì, ho la donna, lo cucciamo, c'ho la donna, mi metto cappotto e torno. Perciò, capisti, chiedo che dissi un dottore, non è niente. Ora ti basta, forse, fra 5 anni fare un'altra volta. C'ho la donna, non c'è? Ho la donna. Sì, mi raccomando, non chi via, Via. che non sapere che sul picca. Ui, il tempo aveva bisogno. Povero figlio, mi fa pena. Senti, ehi, papaiano. Avanti, vieni qua con papà, forza. Mettete con mia. Allora, legge a leggio, mi raccomando. Allora, legge a leggio, ripeti con me. Legge a leggio. Mamma, papà. Isorba. Adesso sempre si sorba lei, ma possibile mai? Muto, sta a fare quello che ti dico io. Ripeti con me. Mamma, papà. E cicci, e cicci, e cicci. E gna. Fai la ninna, fai la oh, ninna nanna, oh, ninna oh. Giovanni, buongiorno. Oh, brigadiere, no, assolutamente, sta bene, dica, sono comodo. Ma che? Stavo da tu miscello, piccerino. A st'età che ho bisogno ancora da una. No, brigadiere, chi stai a cura che ci pensi un medico? Io dovrei interrogare un po' questo ragazzo.
Interrogatelo, ma ve rispondo di che si tratta? No, Don Giovanni, mi deve rispondere lui stesso, isso medesimo. Lui stesso mi deve dire effettivamente cosa è successo quella sera nel palazzo quando c'è stata la lite fra marito e moglie. Ah, fra Don Vincenzo e Donna Maria. È stata una lite fra coniugi, ma è finito tutto, hanno fatto pace, è tutto risolto. Per niente, Don Giovanni. Il carosello mi deve dire se effettivamente è stato sparato un colpo di revolver. Ah, e chi non lo saccio perché non c'era. Ma che ci andiamo a dire ai Tina? Ci domandiamo Ida, va? Buongiorno signora. Buongiorno, brigadiere. Signora Edina, vorrei sapere da lei se effettivamente quel giorno nel palazzo è stato sparato un colpo di revolver. Come? Spara un colpo di revolver. E quando fu? E come fu? Ma chi? Faccia. Oh. Come? Io non faccio niente, No. Ora vedremo. Il ragazzo mi hanno detto che quel giorno era presente durante la lite. Fatelo parlare! Ina, da dove? Chi sei tu, oh papà? Parla! E quel giorno ha finito. Sinceramente io non ho capito un bel niente. Signora Itina, Signora Maria, si accomodasse. signora Itina, permesso? Scusate, avete gente? Prego, si accomodi, signora Maria. E il brigadiere qua presente domandava e voleva sapere chi ha sparato un colpo di rivoltella nel palazzo. Sparato? E chi doveva sparare? Nessuno! Ma dico, brigadiere, ma voi non dovete dare ascolto alle malelingue. Leggendo. Dico, c'è stato, sì, un po' di trambusto. Si è trattata di una piccola lite fra marito e moglie, ma adesso è finito tutto. Abbiamo fatto pace. Sì. Allora Brigadiere! me ne resto, no, me ne vai, comandi, arrivederci. Arrivederla, brigadiere, buonasera. Signora Itina, io ero venuta qui per parlare con lei, ma visto che c'è pure Don Giovanni, sì, è meglio che parli a tutte e due. Dico, voi lo sapete che io ho fatto pace con mio marito, vero? Sì, certo. Ma voi lo conoscete a Vincenzo mio? Lo sapete quanto è geloso, sospettoso? Quello è capace che viene qui un'altra volta e vuole sapere se è vero che qualche volta Enricuccio mi portava delle lettere. Perché, come si dice, è rimasto amareggiato dalle chiacchiere che sono state fatte sul mio conto. Ora io di voi sono sicura. Ma se il ragazzo dovesse parlare, Ma Dio, però. io giù, ma mi volete fare ammazzare? No, signora Maria, no! Io voglio dire, magari Dio mi facesse sparare un'altra volta. Lei lo sa, ma il Recuccio da ieri non parla più. Disse il dottore che pigliavo un ciammo elettrico che pare simpatico. E sai, sono spazio di qua.
insomma, Don Videre e Svedere, o Piccerino diventava un'altra volta neonato. Se sarei sicuro, Fossi. io c'è tu, non sono sicuro, fossi tra 5 anni pare. Certo che questa è proprio una disgrazia. Spiega la disgrazia per lei, è una fortuna, non è mai. Aidina, senti la parola. C'è la sta medicina che c'è dentro? E ora? Caruso è digiuno da ieri. Meglio, da Cilla, ci fa più effetto. Portati l'ordine a bagno e ci prepare, va? Cammina, Masha, cammina. Cammina, Masha, cammina. 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 Ah, medicina, cammina. Li ho fatti andare di là perché dovevo parlare con lei di una cosa importante. Ditemi, Don Giovanni. Tete a te, Sì. carissima e bellissima signora Maria, ma le sto a fare una cortesia. Ditemi. R. Cuccio non la da chiamare più. Oh, ma vi ho detto, Don Giovanni, che è tutto finito. Sì, usaccio, però, piccerino. E tanti chiamammo. Si può dire che tradisce a voi e a me, non è tante traffiche. Io ho queste traffiche, non ci voglio stare. Perciò, quella maglia, non la questa cortesia. Don Giovanni, dovete stare tranquillo. La cosa non capiterà più. Va bene? Statemi bene, Don Giovanni. Arrivederci. E salutatemi vostra moglie. Arrivederci. Arrivederci, Arrivederci, Don Giovanni. Arrivederci. Arrivederci. A disposizione sua. Grazie, Don Giovanni. Aidina! Aidina, vieni qua! Chi c'è? Se ne andavo a signora Maria. Se che mi buono, tu dicisti che me la sempre faceva tutto. Sì, ah! Ci fecero il sciabusso. Ah, mamma. Ah, mise sul latte. Sicuro? Non ce lo chiamo più. E meno male. Senti, a proposito di tuo piccerino, quando c'è una medicina, c'è da dare sulla la lingua, ma comunque non ci fa effetto, capisci? Ma le vedo davanti, la vedo davanti. Vabbè, dai, me ne vai. A guardare questi gatti. Ne vediamo dopo, Aidina. Oh, Don Giovanni, voi stavate per uscire? No, prego, accomodatevi, Ma voi non dovevate venire domani? Lo so, ma ho dovuto giocoforza anticipare. Il notaio parte e quindi l'atto dobbiamo farlo oggi. Baronetto, permette? Giovanni Spartà, vostro padre. Furio di Mezzalumia, vostro figlio. Piacere, barone! Avvocato, non ci siamo, ma lo guardi. È qualcosa di impossibile. Guardi quel paio di scarpe, ne ha una di un colore. Ma questo sarebbe quel tale avvocato. Quello che vi riconosce come figlio. Dico, potevate trovare qualcosa di meglio. Come faccio a presentare questo tizio impresentabile come mio padre? Ma, baronetto, in fondo non si presenta tanto male. Don Giovanni, deambulate in modo aristocratico. Don Giovanni, camminate aristocratico. Sì. Più sciolto, Sì, sciolto. più sciolto, Attenzione. ma ancora più sciolto. Avvocato, mi squagliai, Avvocato, avevate detto che era un tipo distinto, avete aggiunto alla figura di un professionista. Che dico? Sembra una persona per bene. Non direi proprio avvocato. Baronetto, Sì. ma lei per 10.000 lire che voleva trovare? Cercava una correttesita.
io ho provato tra gente più pulita, ma che cosa potevo trovare? Ma potevo trovare solo uno straccione, un miserabile, un rifiuto umano. Che ne pensate, Don Giovanni? Ah, l'avvocato dice bene, dice benissimo. Appunto, un morto di fame. Comunque, ormai l'affare è fatto. Non ci possiamo fare più niente, d'altronde la colpa è mia, perché prima di tirare fuori quelle 3.000 lire io avrei dovuto vedere questo bel soggetto. Oibò! Baronello, Sì. allora parliamoci chiaro. Io, meglio di come vi ho servito, non vi potevo servire. Ma anche perché cosa potevo trovare? Ma soltanto un disperato con l'acqua alla gola, un miserrimo, un escremento umano. Un uomo talmente disperato, ma talmente disperato da rischiare la galera. Ah, sì, perché se si sa della cosichiste, falso in atto pubblico, 5 anni di galera, non si scappa. 5 anni di galera. Avvocato, 5 anni di galera. Ma lei questo non lo disse però. Perché mai avrei dovuto dirvelo, sentiamo. E che vuole dire? No, me l'aveva a dire lei. Avvocato, l'affare si dice troppo pagliuso, basta, non se ne fa più niente. Sì, non se ne va più niente. 5 anni di galera. Avvocato, No. svincoliamoci da questo pusillanime, anche perché possiamo trovare di meglio con 10.000 lire. Oibò! Vabbè, se dite così, così sia. Don Giovanni, tornatemi i soldi. No, perché l'affare è veramente rischioso. Sì, ma oramai mi pare che non sia più il caso di parlarne. Ah, che lo dico pure io. Basta, non è più il caso di parlarne. Don Giovanni, ridatemi le 3.000 lire. Avvocato. Io proprio di 3.000 lire non è più caso di parlare, avvocato. No, non la io più, spinnia. E come vi siete permesso? Voi vi eravate impegnato! Va bene, facciamo questo affare. Forza, datemi 7.000 lire. Cosa? Concludemo. No, prima si va dal notaio, sì, troppo facile così, no. Prima si va dal notaio, dove voi firmerete questo documento, e poi dopo avrete le 7.000 lire. Dopo? Dopo. Non ne sa firmare. Qua sotto. E datemi la pinna. No. Datemi la pinna. No, ho detto davanti al notaio, davanti al notaio. Ehi! Che fai? Non ti scattare, forza. No, non ti scattare, non ti porta a mare. Usaccio che non sai Natale, non ti porta a mare. No, non ti scattare. Picchi, no, fa così perché non può parlare, capisci? No, fa così di chi è pazzo, furioso. Avvocato, Iddu è come un cane, è geloso. Capito come è legittimo un figlio? E non vuole. Noi crescemmo come moglie, come un figlio. Quando era amico, tutti dicevano, e che bello vicino! E quante scale! E ho visto come fare vicino. Male. Avanti, senti, no, non ce va a mare. Non ce vai a mare, non ce vai. Un notario non ci vai, non ci vai neanche a mare, capisci? Dai, sta carta papà una prima, va bene? Avanti. Come ti stai calmato? Che dissi io? Io mi sento che non vuole bene. Ma mi dici una dimostrazione d'affetto, no? Lo aspettavo proprio. Va bene, va, avvocato, che facciamo? Ne spicciamo che non Sì, No, qua, due passi. Avanti, sì. Venga qua. Enrico, senti, Tenga. io stai in scena, va bene? Non a cura casa. Stai in con l'avvocato, non ci è un notaio, no, non ci è un notaio. No, non si porta a male, faccio che non sai notaio. Senti, noi stiamo in un caffè, quando donno ti portano un bello babà,
No? E che vuoi? I chiarda. Non rimasti salva. Caso no, cazzo. La monina, La monina, il baronetto, per favore, la monina. Muoviti tu, disonesto. Sentimi buono. Tu sei l'unico testimone del fatto da ieri. E saccio che venne un brigadiere per sapere cosa sparò. Si pare tu! Si pare. Ma in sta pistola ci sono 6 colpi, Caringia. Se tu parli, io ti spertuso come uno sculapai. E mi da ascoltare che io, a mia moglie, perdona, perché una santa femmina. Oh, e si fanno, che vuoi dire, ah? La colpa è tua, che ci portavi lì, la colpa è tua, rannissimo desolato, e se ci porti ancora una liccia o qualche pezzino, tagliami quando voglio che ti fu! Parla, e parla, Cristo, che ti si con la lingua, ah! Dio santuzza la Maria, Enrico, mamma! Fammi roba, insomma! No, non parliamo violento questa casa, per piacere. Ora, hai ragione, dottore. Ora ci bastava una sola lezione. E tu ringrazio papà, capiste? Bravo Giovanni, bravo Senti, Giovanni. hai una piglia tu bicchiere e non quanterà, che tal? Sì, Diciamo una cosa. Ma che farabetto, Aidina, senti, sai che fai? Chiama a Buttera, la donna Tulla, va, lei è sempre tanto gentile. Sì, veramente su merda, sì, E Rinuccio, senti, tu invece c'è una sopra una signora Magna. Ma che cosa succede? E ci dici, se vuoi scendere, questi bevono un bicchierino con noi. No, suo marito, papà. Ma Superuso restava ancora impressionato. Senti, fai una cosa, va, una signora Sara ce l'hai tu, e io la chiamo donna Tuglia. Avanti, la chiamo donna Tuglia, tu ci dici di venire, capiste? Forza, io castiamo. Ruffiana! Donna Edina, stamattina a missa, che facete? Venite con noi a uscire. Mi sa comoda, donna Sara, vedi? Accomodato, onoratemi, Grazie. Donna E che c'è festa? Sì, donna Sara, una bella notizia, donna Sara, e Cucciubarra. Benissimo, tanti auguri. Cattendo pasticcina e ti passare a noi. Sì, a festeggiare un lieto evento. In più, e le concciubarle, una cosa da buona, se non c'è accettarsi, si accomoda. Grazie. Dina, ancora a casa, non perdere tempo. Non ci chiamo su, tagliamo i ca. Vabbè. Tagliamo i ca.
Signora Maia! Signora Maia! Scendesse! Mio marito ha accattato 2 pastincini e una bottiglia di marsala all'uovo di gallina. Scendesse, mi facesse compagnia. Arrivo! E non fare voce, lasciane. E non piazzare la voce la mattina schiava. Donna Nonna! Che facete? Stavo aspettando a voi! Casogno, Don Giovanni, Casogno, grazie, grazie. Permesso? Prego, prego. Grazie. Don Giovanni, grazie. Mio marito si scusa, ma ha un brutto mal di testa, non può scendere. Prego. Avanti, avanti. E Ricuccio, magari tu. Te. A vostra salute. A saluti. Auguri. Ora, se permettete, volessi dire 2 parole per ringraziare che veniste lontana casa in questa occasione. Ma che stiamo festeggiando? Il fatto che il Recuccio parlava di nuovo? Sì, magari questo certo, ma anche un piccolo colpo di fortuna. Don Giovanni, avete vinto il terno all'otto. No, meglio, un colpo di fortuna con la F maiuscola. Cari amici, voi lo sapete, la vita dell'uomo è come una giornata d'inverno e io ne faccio qualcosa. Pioggia, vento, trono, lampo, rannole e quando uno meno sospetta all'improvviso spunta un raggio di sole. Oh, piccerino, non pensate, piccerino, ma sempre raggi sole. E stavolta, buono signore, sto raggi sole spuntava magari per mia, ai dinà, guarda, con telefoni, su 7.000 lire, non ancora non ne serve, capisti? Don Giovanni, avete fatto qualche affare? Sì, un piccolo affaruccio, un po' rischioso, certo, però, come si dice, con una risica non lo si fa. Però, quello che mi desse soddisfazione fu un notaio che mi disse: Don Giovanni, avete fatto una buona azione. Un notario? Sì, un notaio. E perciò io stavo dicendo: Un notario che viene ieri. ma che stai dicendo? Un notaio? Allora, Un notario che viene ieri, 1,5 milioni, testamento. ma che stai dicendo? Murió Federico, testamento. E che fu io Federico? E com'è? Contami buono, che successe? Dice il notario, dice a Don Giovanni che moriva suo frate Federico e ci lasciava 1,5 milioni. 1,5 milioni. Testamento. 1,5 milioni? Ma non è vero! 1,5 milioni, Giovanni! Non è vero! 1,5 milioni! Io lo dissi che c'era testamento di non firmare la carta. Quale carta? La carta per stimare un figlio, stimare. Ma perché? Se tu fumava latta, dico se tu fumava latta, Che sono sti gesti? Che poi dite? se tu fumava latta, a pigliare il zuppetta. Come? Perciò si vuole legittimare un figlio? I soldi ci spettano tutto a figlio. Ma sì! E ora potevo
da Napoli.